È ufficiale ragazzi, è ufficiale. Sono il nuovo manager di Peppe Forestiero. Prossimamente faremo grandi cose. Lui è il produttore Nando, lo guardate, quello colui che c'ha la cinta. Non è la cintura della macchina, è un semplice borsello. Ah, è un borsello, Sì. la cinta della È macchina. un borsello, un borsello. Niente, lui è Peppe Forestiero dietro, lui è il suo accompagnatore, quello sulla sinistra, alla Enzo, destra. colui che si impegna a prendere gli impegni, ad andare quando ci chiamano, va lui agli appuntamenti, va lui a portare le planche, certo, va lui a chiudere, sempre col mio consenso, mi chiama e fa tutto. E ogni tanto accontenta anche Peppe Forestiero, lui quando Peppe ha bisogno di qualcosa, un piacere qualcosa, Enzo lo accontenta, dillo, no? Sì. Magari deve andare a Napoli, deve andare da qualche parte. Questo vuole vuole fumare. Vuole qualche parte. Prima Pascale lo sa. Siamo andati a Si è messo strano il caffè, ma. È un semplice No, ma in ufficio non c'è. Mamma mia, che cavolo. Guarda che cavolo che fa, vai giù. Andiamo a Pascale. Comunque è ufficiale, vai giù, vai giù. Michele Napolitano, il nuovo manager di Peppe Forestiero. E Nando è il nuovo Produttore. Nuovo produttore, già sei il vecchio. Già esistente, il produttore già esistente di Peppe Forestiero. Già esiste Nando, esiste. Sì, aspetta, mo l'è accesa, giustamente deve aspettare. E niente, stiamo a Villa Flavia, stiamo quasi per esibirci. A me prende la linea. La macchina una volta. Alle volte. Sì, però Pasquale l'impegnato se ne pissa, da verità non è che deve pissare. Villa Flavia, domani arriva a Villa Flavia, no? Possiamo mettere tutto a Pasquale. Raga, qua è una garanzia. Nando, casomai farebbe pensiero di portare Pensiero. Farebbe il pensiero di portare anche io purtroppo faccio pure il disco. Sì, bravolissimo. Sì. Facciamo un bel disco napoletano, dai? Lo facciamo insieme? Sì, lo facciamo Facciamo un duetto. Un bel filmato. Facciamo. La gente che ci chiama, qua è un macello, i ragazzi, vedi che ci stanno i ragazzi, va a fare, arrivederci, ciao ragazzi, vi faccio vedere i video sul ristorante, ciao.